Assessore Ugo Bergamo, finalmente Marghera non è più isolata. Oggi si è compiuto un passo importante per la riorganizzazione della mobilità veneziana. Siamo proprio agli sgoccioli dell'avvio dell'esercizio del tram che congiungerà Marghera con il centro di Mestre, con Favaro e dal centro di Mestre poi per Venezia, anche se rimarrà ancora più comodo andare a Venezia da Marghera direttamente con l'autobus. Sicuramente si supera quella frattura che la ferrovia ha creato dividendo la città in due, una spaccatura che ha segnato profondamente anche lo sviluppo, il mancato sviluppo di Marghera, che oggi può diventare città a pieno titolo alla pari di tutte le altre realtà del territorio mestrino e veneziano. Quindi una grande opportunità di rilancio, di riqualificazione. La mobilità sarà trainante per questo nuovo sviluppo in un momento così difficile per l'economia, dove ovviamente le occasioni per rilanciare occupazione, economia e socialità sono sicuramente fondamentali per superare questa crisi che ci sta opprimendo da troppo tempo. Opere complementari, parcheggi e piste ciclabili. Il tram non è una infrastruttura isolata, si inserisce in un contesto di mobilità che privilegia la ciclabilità, che ormai per quanto riguarda Marghera la vede collegata con la Milanese, con il nord, con la parte retrostante verso Malcontenta e soprattutto con il centro di Mestre e anche in direzione San Giuliano, e quindi poi Marghera, che fra poco avremo anche la pista ciclabile sul Ponte della Libertà. Quindi una mobilità alternativa e sostenibile che insieme al tram renderà più qualificata e più vivibile la nostra città. Senta Assessore, la rivoluzione del tram sarà davvero completa soltanto quando il tram arriverà a Piazzale Roma. Come cambieranno le cose allora? Sì, questo è il grande progetto che è destinato a realizzarsi ormai nel breve periodo, perché a settembre contiamo ormai di poter porre in esercizio il tram anche fino a Piazzale Roma. Non solo, ma per quell'epoca io spererei di averlo avviato anche in direzione di San Basilio, che permetterà di organizzare la navigazione anche acquea in funzione di un tram più veloce e più rapido dal centro storico verso la terraferma. Sarà una rivoluzione reale, perché anche da Venezia, con tempi certi, quindi con percorrenze più comode e funzionali, raggiungeremo il centro di Mestre e spero non troppo tardi anche l'ospedale, che è l'ultimo tassello che darà più funzionalità all'intero sistema tranviario. Senta Assessore, adesso di fatto tram e bus si integrano. Come pensate di facilitare, di ovviare quel momento così scomodo che è il passaggio da un mezzo all'altro? In tutto il mondo, anche più moderno, si privilegia l'intermodalità, l'interscambio. Non ci possono più essere, per le condizioni economiche del Paese, sprechi di risorse avendo linee che si sovrappongono. Quindi bisogna sempre di più privilegiare il prendere un mezzo, salire su un altro per raggiungere altre destinazioni. Noi pensiamo che a Cialdini tutto l'extraurbano debba fermarsi e lì prendere poi il tram per Venezia, ma così anche da Chioggia o dalla Riviera del Brenta arrivare in un punto di Marghera e fare lì l'interscambio. Ovviamente questa rivoluzione è possibile se arriveremo all'integrazione tariffaria, quindi un biglietto unico, per cui uno con il proprio biglietto sale indifferentemente sul tram, sull'autobus, sul vaporetto, sul treno, sull'SBR, per non essere costretto quindi a comprare più titoli di viaggio, ma con un solo titolo usare tutti i mezzi che la proposta del servizio pubblico gli può offrire. Quella sarà veramente allora la piena e matura completezza del sistema.